Ad ESMO sono stati presentati i risultati dello studio Destiny Breast 12, uno studio che ha arruolato pazienti con malattia metastatica ER2 positiva già pretrattata in due coorti di pazienti a seconda o meno della presenza di metastasi cerebrali e che hanno ricevuto appunto trattamento con trastuzumab deruxtecan. Ci soffermiamo in particolare sui dati della coorte di pazienti con metastasi cerebrali all'entrata in studio perché questa rappresenta una coorte importante di pazienti dove probabilmente questi risultati ci porteranno a cambiare l'algoritmo terapeutico. Deruxtecan in questa popolazione di pazienti, che includeva anche un centinaio di pazienti con metastasi cerebrali attive, ha dimostrato una sopravvivenza libera da progressione di malattia superiore ai 17 mesi, una PFS a 12 mesi superiore al 60% e tassi importanti di risposta, in particolare a livello encefalico, con un dato coerente nelle popolazioni con metastasi cerebrali e anche con metastasi cerebrali definite attive. Quindi perché cambiano la pratica clinica? Perché se finora abbiamo visto un algoritmo che prediligeva la combinazione col tucatinib nei pazienti in particolare con metastasi cerebrali e metastasi cerebrali attive, oggi questi dati ci dicono che deruxtecan dà un importante segnale di attività ed efficacia anche in questa particolarmente difficile da trattare sottopopolazione di pazienti.